È stato condannato a 7 anni di reclusione l'uomo accusato di aver abusato per quasi 6 anni della nipote, da quando appena undicenne venne inghiottita in un vortice di abusi e pressioni psicologiche, un inferno poi sfociato in una pesante anoressia. La sentenza di primo grado nel pomeriggio, con il giudice che sembra aver accolto in toto la linea dell'accusa che aveva chiesto 6 mesi in più di carcere. Presenti sia lo zio che la nipote, accompagnati dai rispettivi familiari, tra loro ovviamente il gelo, sia prima che dopo il pronunciamento. A parlare con tutte le cautele del caso è il padre della vittima, fratello di quello che è stato descritto come un orco. Mi spiace per mio fratello, però sì, la giustizia ha fatto il suo, insomma. Sono stati anni difficili, immagino, per voi. Difficilissimi. Sì, abbiamo sofferto molto. L'orrore tra il 2014 e il 2020, fino a quando la vittima si è tolta il peso, confidando il motivo dei suoi disturbi alimentari alla psicologa della scuola. Sono così perché mio zio abusa di me, il racconto, presto diventato denuncia e cristallizzato in sede di incidente probatorio. Carezze, palpeggiamenti, autoerotismo reciproco sarebbero stati frequenti, sempre con la consegna del silenzio. La Corte ora ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro, mentre il risarcimento del danno sarà definito in sede civile. In attesa delle contromosse della difesa resta una famiglia disgregata e tante ferite da rimarginare. Adesso abbiamo anche cambiato casa, questo. Dovevamo cambiarla prima, poi mi sono ammalato, sì, insomma, è stato degli anni difficili, sì. E adesso come state? Come sta la ragazza? La ragazza sta bene, questo è importante, Forse il fatto oggi di aver avuto giustizia può aiutare nel percorso. senz'altro.